Nel campionato di promozione, Girone B continua il monologo della Nuorese. Nella quinta giornata del ritorno, infatti, c'è da registrare la 14ª vittoria consecutiva dei verdi-azzurri che, grazie a una doppietta del capitano Fabio Cocco, hanno superato col risultato di 2-1 la Corrasi Oliena. Una gara dominata dai verdi-azzurri molto più di quanto non dica il gol di scarto. La Nuorese ha mantenuto per tutta la gara il pallino del gioco, andando in vantaggio sugli sviluppi di una punizione con Cocco al 32esimo. Dopo aver fallito qualche occasione con Di Angelo e Palumbo nel finale di primo tempo, nella ripresa la Nuorese ha raddoppiato al 19esimo con Cocco che ha realizzato un rigore assegnato per un atterramento di Palumbo. Al 22esimo la Nuorese è rimasta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di De Riu. Nel finale la Corrasi ha accorciato le distanze con Pinna al 29esimo su penalty, un rigore fischiato per un fallo di Pita su Fa. Grazie ai 3 punti la Nuorese sale a quota 52 in classifica e mantiene i 13 punti di vantaggio sul Valle d'Oria che ha superato col punteggio di 2-1 l'Ilva Maddalena. La Nuorese si conferma la squadra padrona del campionato, ormai non ci sono più parole per descrivere la superiorità degli uomini del tecnico Gianni Coccone che sono lanciati verso il salto di categoria. Le vittorie in campionato sono 16 mentre i pareggi rimangono a quota 4. Rimane lo 0 nella casella delle sconfitte. Gli avversari a partire dal Valle d'Oria, pur disputando un buon torneo, si devono accontentare di lottare per il secondo posto. Archiviata la vittoria sulla Corrasi Oliena, la Nuorese deve pensare al prossimo impegno casalingo contro l'Ilva Maddalena, formazione che all'andata impose in rimonta un 2-2. Ma quella era la Nuorese ancora in fase di rodaggio, non la corazzata che sta affondando una dietro l'altra alle avversarie.